Amici, buonasera, ben ritrovati, 20 e 21, abbiamo una quarantina di minuti per stare insieme. Questa è l'ultima parte dell'edizione straordinaria, abbiamo alcuni temi da trattare e il primo, quello da cui partiremo, è quello del turismo. Allora io vi leggo proprio le parole del Presidente Zaia, che oggi a Marghera si è espresso proprio sul turismo e ha detto: il turismo è tra i primi settori da prendere in mano, ma non semplicemente perché è in ginocchio, e questa sarebbe già una grande giustificazione, ma perché penso che all'aperto, in spiaggia, osservando delle regole minimali, si possa assolutamente fare turismo. Il Veneto ha bisogno di fare turismo, ne parliamo con l'assessore regionale al turismo Federico Caner, che è collegato con noi. Buonasera. Eccolo qua, buonasera Assessore. Grazie, buonasera a lei e a tutti i telespettatori. Allora abbiamo deciso di contattarla perché ovviamente queste sono dichiarazioni importanti, soprattutto per la nostra regione, ma anche perché insomma siete al lavoro. Alcuni giorni fa, quando ci eravamo sentiti, non c'era questo protocollo a cui state lavorando adesso, che è un protocollo che coinvolge tutti gli attori nel campo del turismo, quindi mare, spiaggia, agriturismi, lago, c'è tutto dentro. Di che cosa si tratta esattamente? Assolutamente sì, è un protocollo necessario per poter aprire. È ovvio che noi aspettiamo quanto prima l'ok, il via libera dal governo, però è altresì importante sapere che i nostri operatori, per poter aprire, devono avere delle regole di ingaggio, diciamo, no? Sia per la tutela del turista, ma anche dei lavoratori e degli stessi responsabili, titolari dell'azienda, che altrimenti potrebbero avere delle responsabilità nel non sapere come trattare i turisti che arrivano nelle nostre strutture ricettive. Quindi ci chiedono come devono operare, no? Le distanze che devono tenere, le precauzioni. Quindi questi protocolli noi li abbiamo fatti, è stato un lavoro immane, perché abbiamo raccolto un sacco di materiale proveniente da tutte le associazioni di categorie, ma anche dai direttori delle ASL sul territorio, che hanno sentito proprio le categorie in ogni singola provincia, quindi anche cercando di capire quelle che sono le peculiarità di ogni singolo territorio, e credo ne sia scaturito. Guardi, è proprio fresca perché l'ho guardato oggi, mi è arrivato oggi dalla mia direzione e nei prossimi giorni, già domani, lo sottoporrò alla direzione prevenzione e sanità della regione, quindi della collega Lanzarini e dei suoi tecnici, e io penso che la prossima settimana, se il Presidente vuole, può essere emessa, adesso vediamo lo strumento, se una delibera di giunta o un'ordinanza, e a quel punto diventa operativo. Chi non si adeguerà a questo protocollo non potrà aprire, questo è il concetto. Ma guardi, a dire la verità, gli alberghi sono già aperti, l'albergo attualmente è come struttura ricettiva già aperto, però è ovvio che chi è che si fida ad accogliere dei turisti senza sapere come trattarli, sia nel caso siano ammalati di Covid o possono successivamente venire a contatto di questo virus, oppure anche per precauzione. Un domani potrebbe qualsiasi anche magistrato poter giustamente chiedere conto magari di persone che si sono ammalate all'interno di una struttura. Quindi avere un protocollo da seguire mette in sicurezza lo stesso gestore. Quindi io sento che tutti gli operatori mi dicono: noi non apriamo se non abbiamo un protocollo sanitario da seguire. È ciò che noi abbiamo chiesto al governo, onestamente. Non sta arrivando, avevano promesso che arrivava in questi giorni, ma siccome non arriva, noi vogliamo aprire, come ha detto il Presidente Zaia. Allora, per farlo ci siamo dotati di un protocollo veneto che, guardi, in realtà è molto vicino e simile ad altre regioni, perché tra assessori regionali ci siamo parlati e stiamo cercando comunque di fare un protocollo simile regione per regione, ovviamente rispettando le peculiarità di ogni singolo territorio. Forse anche questa volta qualcuno oserà dirvi che il Veneto vuole continuare a giocare d'anticipo, ma di fatto voi, sicuramente succederà questo, perché l'hanno fatto anche con le scuole, con i vari protocolli, con i vari incontri, ma di fatto voi state rispondendo a una grossa chiamata da parte del territorio. Noi abbiamo sentito in questi giorni da Union Mare a Federalberghi, li abbiamo sentiti un po' tutti, stavano di fatto brancolando nel buio, avevano bisogno di capire che cosa fare per poter aprire una stagione che sarebbe stata già aperta in tempi normali, giusto? A maggio già la stagione... Sì. Anche prima, ricordiamo che il periodo di Pentecoste, per esempio, per l'accoglienza dei turisti tedeschi è fondamentale al mare, ma non solo al mare, anche al lago di Garda, quindi sarebbe già partita da 2 mesi la stagione tranquillamente. Quindi i nostri ci chiedono, guardi, i nostri operatori ci chiedono di poter lavorare, prima ancora di sussidi, di aiuti e di quant'altro, ci chiedono di poter aprire e lavorare.
Quindi dobbiamo metterli in questa condizione, anche perché, guardi, le regioni non possono essere trattate tutte alla stessa maniera. Al di là della Lombardia, che vive una situazione ancora difficoltosa, ci sono altre regioni, e non parlo solo del Veneto, ma anche di altre, che sono già nelle condizioni di poter aprire in sicurezza, ovviamente utilizzando sempre la mascherina, il distanziamento sociale e tutte le cose che noi abbiamo previsto in questo protocollo, ma possono aprire. Noi non possiamo continuare a tenere chiuso perché magari da altre parti il rischio è più elevato, perché significa mettere in ginocchio la nostra economia. Guardi, noi pensiamo, abbiamo fatto un conto, perdiamo 19 milioni di euro al giorno, quindi ogni giorno che noi non apriamo, che perdiamo, sono 19 milioni di euro persi per la nostra regione. Immagini un po' lei. Allora, qualche anticipazione di questo protocollo? Ma guardi, per esempio per l'aspetto della ristorazione, io ovviamente parlo per l'alberghiero e l'extra-alberghiero, ma poi sarà, presumo, similare anche per le strutture, per i ristoranti. Abbiamo pensato a un minimo di 4 persone per 10 metri quadrati, quindi, scusate, un massimo, quindi raggiungendo un po' quelli che sono quello che è il distanziamento sociale, che riteniamo dare una certa sicurezza e certezza nelle distanze per evitare il contagio. Ovviamente gli operatori poi dovranno dotarsi di mascherina, lo stesso per esempio anche i camerieri. Nella reception alberghiera si è previsto o la mascherina. Io ho chiesto di poter introdurre nel protocollo per esempio la possibilità di inserire un vetro oppure un plexiglass, qualcosa che permetta eventualmente di togliere la mascherina, perché lei capirà che quando arriva un turista, accoglierlo con i guanti e mascherina magari all'interno dell'albergo non è proprio il massimo. Però già per esempio mettere una vetrata, no? Lei già adesso quando entra in un supermercato magari vede che ci sono queste barriere. Come le poste, voglio dire, no? Esattamente. Lo stesso per quanto riguarda invece il mare, le spiagge. Abbiamo calcolato una distanza di sicurezza che può essere attorno ai 6 metri, ora ne discuteremo anche con le associazioni di categoria per capire se può essere accettabile e permettere di mettere giù ombrelloni in sicurezza senza ovviamente mettere in difficoltà anche gli stessi gestori, perché lei capirà che ovviamente più c'è la distanza, più c'è sicurezza, ma significa anche meno persone e quindi perdere molto da questo punto di vista. Senta, e per quanto riguarda la sanificazione, perché insomma ha dei costi, no? Le procedure di sanificazione all'ozono hanno dei costi piuttosto alti, obbligatoria, non obbligatoria, sì, come? Sì, no, guardi, nel protocollo noi abbiamo previsto di non dover per forza di cose utilizzare la tecnologia ad ozono, anche se è raccomandata. È ovvio che chi utilizza quella tecnologia abbatte tutti i batteri, i virus, è molto forte, addirittura mi spiegavano che va oltre addirittura il Covid come capacità di abbattimento dei vari virus, quindi sicuramente è raccomandata, però non è obbligatoria. Questo perché, parlando anche con i vari direttori di ASL, ci hanno detto che il protocollo che già si utilizza all'interno per esempio dei singoli casi di malati Covid a casa è semplicemente per sanificare gli ambienti l'uso di alcol oppure di varechina diciamo diluita. Quindi noi pensiamo che se va bene per un malato Covid a casa può andare bene anche per sanificare qualsiasi ambiente e quindi evitare che l'imprenditore debba sobbarcarsi anche questo maggior costo oltre ai costi che ha già. Ovvio che però se viene utilizzata la tecnologia a ozono questa sarebbe il top onestamente. Senta, all'interno di questo protocollo ci sono tutte le forme di turismo, quindi dagli alberghi ma anche immagino i campeggi. Si sta all'aria aperta, però anche lì c'è una vicinanza di tende, cose, servizi igienici condivisi, forse c'è una buona schermatura delle varie tipologie di strutture. Assolutamente, guardi, noi le abbiamo previste tutte, dai campeggi all'alberghiero, all'extra-alberghiero, ai rifugi alpini, alle varie situazioni insomma, che si possono incontrare in Veneto. Poi io faccio anche una raccomandazione a qualcuno che magari una volta che uscirà il protocollo, se magari manca qualcosina, noi siamo a disposizione ovviamente per migliorarlo, per integrarlo, quindi siamo aperti ad accogliere qualsiasi suggerimento venga dal territorio. Però pensiamo
che sia già un buon prodotto, anche perché ci siamo, come le dicevo, parlati anche tra regioni e quindi abbiamo, credo, creato un protocollo che potrebbe essere preso anche a livello nazionale. Ovviamente anche per i servizi igienici ci sono delle accortezze da tenere, bisogna sanificare sempre il più possibile, quindi tenere gli ambienti costantemente sanificati. Ci sono delle indicazioni anche per il personale che lavora all'interno delle strutture, insomma ci sono parecchie cose a dettaglio che secondo noi è un buon compromesso tra la sicurezza ed evitare di ingessare in maniera esagerata, perché guardi, molti operatori erano terrorizzati dal fatto che si chiedessero cose impossibili da applicare o che comportassero dei costi troppo elevati. Ecco, io credo che abbiamo fatto un lavoro che ci permetta di mantenere quell'equilibrio tra le due cose. E guardi che questo è fondamentale, perché i turisti che vogliono arrivare dalla Germania, dall'Austria, che ci chiedono tutti i giorni, stanno aspettando non solo che si apra, cioè che il governo dica che c'è la libera circolazione, ma il fatto di avere un protocollo di sicurezza può essere un'arma in più per dare certezze anche al turista. E senta, a proposito di certezze, questi soldini che potrebbero arrivare nelle tasche dei veneti che decidano di fare le vacanze nella loro regione, questi dipendono dal governo centrale, la regione non ha alcun potere in merito a questo, giusto? Assolutamente no, noi abbiamo richiesto con forza, e l'ha lanciata proprio il Veneto, poi è stata accolta anche da altre regioni, questo bonus vacanza, bonus fiscale se vogliamo. Onestamente noi stiamo aspettando dal governo che ci dia indicazioni, perché è già un mese che noi abbiamo chiesto una serie di attenzioni, e tra queste c'è anche il bonus vacanza. A parole ci hanno detto che verrà accettato, è un mese che ci dicono che fanno un DPCM parlando di turismo, ormai siamo a maggio, si parlava ancora dei primi di aprile nel DPCM, ormai siamo a maggio, non abbiamo ancora visto nulla. Aspettiamo dal governo che ci dica le modalità di applicazione di questo bonus vacanza, perché potrebbe essere un voucher, come potrebbe essere, io spero, una detrazione dalle imposte, che sarebbe la cosa migliore, perché allora tu vai in vacanza, spendi i tuoi soldini e poi detrai direttamente dalla dichiarazione dei redditi, dalla denuncia dei redditi, le spese che hai sostenuto. Questa sarebbe secondo me l'ottimale, perché crea liquidità subito per le imprese e poi dà la possibilità ai cittadini di scaricarle dalle tasse. Anche perché questa è una notizia che i veneti stanno aspettando di sentire, sì. Anche perché c'è molta gente che sta aspettando di prenotare proprio per capire se potrà beneficiare, insomma, di questi soldi, se ci si potrà spostare da regione a regione, perché anche questo ancora non è stato definito, e quindi insomma sicuramente tante prenotazioni sono ancora ferme proprio perché la gente non sa bene come comportarsi. Guardi, allora, la data di apertura è la cosa più importante. In questo momento qua tutti ci chiedono: aprite, diteci quando possiamo operare, anche perché la data è fondamentale, perché se noi paradossalmente gli dicessimo domani è aperto, questi si devono anche organizzare, voglio dire, non è che tu glielo possa dire dalla sera alla mattina. Quindi se ci dicessero una data certa, i nostri operatori sarebbero già in grado di potersi organizzare per partire. Prima è, meglio è. E l'organizzazione non è solo nelle strutture, nella gestione appunto dell'apertura, ma è anche nel capire se si potranno o meno prendere i lavoratori stagionali. Io la ringrazio perché dopo di lei, dopo il suo intervento, avremo proprio un lavoratore stagionale. Grazie Assessore Federico Caner per essere stato in nostra compagnia questa sera. Grazie, buon lavoro. Grazie a lei, buona serata. Allora noi andiamo in pubblicità e dopo la pubblicità un video e poi ascolteremo proprio la voce di un lavoratore stagionale. Tra poco. Eccoci ben ritrovati, stiamo parlando di turismo. Dalla Coldiretti è arrivata la richiesta di anticipare le aperture per quanto riguarda gli agriturismi all'11 di maggio, è stata battuta l'ANSA. Da poco avete sentito in collegamento, avevamo l'assessore regionale al turismo Federico Caner. Adesso vi faccio vedere un breve video che è stato proprio fatto e diffuso dai lavoratori stagionali, che sono quelli che maggiormente sono in difficoltà in questa fase perché non sanno se potranno tornare a lavorare quest'estate. Guardate.
Ecco, avete visto questo video, vi abbiamo fatto vedere soltanto una parte, sono volti e sono storie, sono lavoratori stagionali che quest'anno non sanno che cosa accadrà di loro. Allora io ringrazio per essere con noi Ellen Granden, questo è il cognome giusto, buonasera Ellen. Buonasera, buonasera e grazie per averci dato voce. Allora, in veramente. rappresentanza di questo movimento di lavoratori stagionali, lei ha confezionato questo video insieme ad altri suoi colleghi, se così si può dire, perché volevate organizzare una manifestazione in qualche modo di protesta, una protesta pacifica, vi è stato detto di no. Allora voi avete detto noi ci mettiamo la faccia e facciamo un video. Che scenario si prefigura per voi in questo momento, con le notizie che avete? Allora, lo scenario è molto difficile, indubbiamente, però siamo pronti insomma ad affrontare queste le difficoltà e l'importante insomma è ripartire a lavorare in sicurezza, insomma, in totale sicurezza. Ovviamente stiamo tutti quanti aspettando che ci arrivino delle regole certe per poter ripartire, perché così giustamente non abbiamo nessun tipo di regola, non c'è niente che ci dica quando, come e soprattutto per quanto tempo. Ma voi come lavoriamo. Stagionali state attendendo una chiamata al lavoro da parte di eventuali datori di lavoro? Sì, esatto, io almeno parlo per me, ma sicuramente tutti quanti sono nella mia stessa barca. Sto aspettando di essere chiamata dal mio datore di lavoro per poter cominciare la stagione. E so che dovrei cominciare per fine maggio, però giustamente mi è stato detto dobbiamo aspettare il governo praticamente. Che tipo di ammortizzatori sociali ci sono per voi? Assolutamente niente, il nulla. Noi, almeno parlo per me, ma come me e tante altre persone, sta di fatto che il video solamente sul mio profilo ha fatto più di 2000 visualizzazioni, quindi vuol dire che siamo veramente in tanti. E io ho provato a fare la domanda del bonus come molti altri, dei 600 euro, e ancora in attesa di esito e sicuramente non lo prenderò perché per i famosi codici, praticamente sono stati tutti elatti gli stagionali del comparto turistico e termale e hanno lasciato fuori tutte le altre categorie, aeroportuali, custodi, addetti al supermercato, addetti alle pulizie, ce ne sono tantissimi, bande, quelli dello spettacolo, gli animatori, siamo in tantissimi che siamo fuori dal bonus. E di conseguenza penso anche da tutto il resto a questo punto, perché se basta un click, noi il click non lo possiamo fare. Certo. Voi che interlocutore avete? Avete in mente magari di fare insomma, una forma di manifestazione, di poter fare arrivare la vostra voce anche a Roma? Come avete intenzione di muovervi se non ci saranno notizie certe a breve? Allora, il problema è che non possiamo manifestare e questo è sicuramente una cosa. Perché innanzitutto ci sono le regole da rispettare sull'assembramento, non possiamo mettere a rischio la salute degli altri e soprattutto non possiamo nemmeno gravare ancora di più su di noi, perché fare una manifestazione significa che minimo ognuno di noi viene segnalato insomma, alla questura, quello che è, e in più si becca una multa di circa 400-500 euro. Quindi già come siamo, insomma, non è il caso. E Roma, io spero che voi siete i primi che ci hanno dato voce, io vi ringrazio tantissimo. Oggi spero che il mio video sia arrivato magari a qualcuno un po' più in alto, che ne so, magari che ci possa aiutare. Ho divulgato anche il mio numero di telefono, se qualcuno comunque vuole contattarmi, io ci metto la faccia. Certo. Sono completamente disponibile a tutto, però ci devono aiutare perché siamo alla canna del gas. Allora, Movimento Lavoratori Stagionali, Sì? questa è la vostra sigla sostanzialmente, no? Se insomma, vi volessero cercare anche per darvi voce insomma, appunto a livello nazionale. Lei nello specifico stava attendendo la chiamata per lavorare in un supermercato, giusto? Lei è di Bibbione, Sì. se non sbaglio. No, di Jesolo. Di Jesolo, quindi comunque Sì. area balneare. Sì. Anche qui ovviamente le assunzioni ci saranno a seconda della mole di lavoro, quindi a seconda di quanti turisti arriveranno, e questa è l'incognita più grande in questo momento. Sì, esatto, cioè adesso noi non sappiamo quanti, cioè, se partiva la stagione partiva a marzo, ma a aprile con Pasqua e non c'erano problemi. Adesso siamo tutti a casa e quindi se riapriranno, presumo riapriranno
con il personale che gli serve, ma comunque non sarà a pieno regime come tutti gli anni, quindi ci sarà tante persone che saranno a casa Certo. di quei stagionali, insomma, e aspettiamo il governo. E Che si Ellen, chi vi vuole contattare troverà una pagina Facebook, qualcosa? Sì, c'è la pagina di MLS su Facebook, basta iscriversi, siamo lì, insomma, o se no, se volete, c'è la pagina mia personale, vabbè, ma è comunque tutto linkato, o Va comunque, bene. insomma, nessun problema, siamo qua, insomma, Speriamo non che, c'è insomma, nessun che il problema. governo, tra le varie cose di cui si sta occupando, volga un occhio anche a tutta la vostra categoria. Noi siamo con voi. Grazie Ellen, grazie per essere La stata con ringrazio, noi. arrivederci, salve, Grazie Ellen. Allora, chiudiamo quest'ampia pagina dedicata al turismo perché vogliamo toccare un altro tema ed è il tema del plasma iperimmune. Ce ne siamo occupati nel corso dei nostri notiziari, abbiamo dato voce ai virologi che ci stanno raccontando come all'interno del plasma dei negativizzati, ovvero delle persone che sono guarite, ci siano gli anticorpi specifici e questi anticorpi possono andare a guarire altre persone che in questo momento si trovano in terapia intensiva. È una speranza, è insomma uno degli esperimenti che in questo momento si stanno facendo e sono partiti proprio da Padova. Allora io vorrei ringraziare per essere con noi questa sera Giorgio Brunello, che è presidente dell'Avis regionale. Buonasera. Buonasera. È la strada giusta secondo lei, Brunello, quella della plasmaferesi? Beh, allora la plasmaferesi è un prelievo di plasma e non ovviamente di sangue intero, e serve per curare gli ammalati e conferire anche il plasma alla plasma derivazione per produrre dei farmaci che poi ritornano nelle regioni dell'accordo, ma comunque nel Veneto a costo zero per i pazienti che ne hanno bisogno. Questa è la plasmaferesi. In realtà stiamo parlando di un'altra cosa adesso, stiamo parlando di prelevare del plasma da pazienti e quindi da chi ha avuto il Covid e poterlo utilizzare per la cura degli ammalati in una fase ovviamente di grande difficoltà. Questo è il tema ed è stato annunciato. Quindi bisogna fare una distinzione tra donatori tradizionali, quelli che vanno a donare periodicamente, e invece i donatori che spontaneamente si recano ai centri proprio perché pensano di poter essere utili per la cura degli ammalati Covid. Sono due cose completamente diverse. Voi avete fatto della raccolta del sangue e del plasma comunque da sempre una vostra mission. Questa può essere una terapia positiva secondo lei? Come si pone l'Avis di fronte a quello che sta accadendo? Beh, come spero tanti dicano, ci vuole tanta prudenza perché sono delle cure per ammalati nella fase di grande ovviamente difficoltà e quindi sono cure sperimentali. Però è chiaro che in questo momento ci sono testimonianze ed esperienze appunto positive e quindi è giusto incoraggiare ciò che sta accadendo. Però da questo a dire che è la soluzione di tutti i problemi ne passa. Però sicuramente oggi va incentivata, cioè sono terapie che cosiddette, insomma, queste che si compassionevoli, come dicono i tecnici, ovviamente servono proprio comunque ad assicurare la cura. E ci sono esperienze positive. Ciò che sta accadendo nel Veneto è di grande interesse, come in altre realtà italiane, in particolare San Matteo, Mantova e a Pavia, intendevo dire San Matteo. Quindi questa è una cosa molto, molto bella e noi siamo lì che come dire, siamo a disposizione, quindi i donatori attendono, però sarebbe sbagliato chiedere ai donatori di recarsi presso i centri trasfusionali per donare il plasma, i donatori in particolare. No. E poi siamo felici che se qualcuno magari che ha passato il Covid e si rende disponibile e vuol diventare domani donatore di sangue, perché questo è un gesto che si fa magari lo è già, esatto. Magari tra le persone che sono diventati donatori ex Covid ci sono già insomma persone che donavano il sangue e iscritte all'Avis, può anche essere. Sì, noi speriamo siano pochi perché chi ha avuto il Covid ovviamente non può donare il sangue regolarmente, bisogna far passare i tempi necessari perché possa ritornare a donare tranquillamente. Senta, quali saranno le procedure adesso per la selezione dei pazienti ex Covid in questo senso?
Cioè saranno coinvolte le ULSS, i centri trasfusionali? Sì, questa è una domanda che dovete fare direttamente ai direttori dei centri trasfusionali che hanno in carico questa responsabilità. Io so che appunto Padova è centro di riferimento su questo, la dottoressa De Silvestro, che è la direttrice del dipartimento, che il dipartimento è il sistema trasfusionale della provincia, sì. Ecco, e coordina altre quattro dipartimenti e 4 altre province in tutto il Veneto. Infatti bisogna fare attenzione perché poi ciò che viene raccolto deve essere testato presso il laboratorio di Padova, e quindi chi ha interesse a poterlo fare, chi ha piacere di farlo e si rende disponibile per la cura degli ammalati, si rivolga ai propri centri trasfusionali, perché noi comunque indirizzeremo verso i centri trasfusionali di riferimento, quelli provinciali, in particolare presso gli ospedali delle 5 province. Ma infatti che tipo di coinvolgimento potrebbe avere Avis in questa fase, o comunque se questa terapia si dovesse rivelare veramente positiva? E noi facciamo la nostra parte come sempre, abbiamo il compito di fare promozione, e se ci fossero delle richieste appunto di sostegno a questa chiamata, ovviamente lo faremo con grande generosità, come tutte le nostre Avis di tutte le province del Veneto fanno regolarmente. Quindi però bisogna essere, appunto, come dicevo prima, prudenti, attendere che ovviamente ci sia una richiesta da parte di centri trasfusionali che già hanno richieste e possono ovviamente dare risposte soprattutto agli ammalati, perché questa è la cosa importante, però accolgono ovviamente questa grande disponibilità dei veneti, che hanno sempre dimostrato, anche quando abbiamo fatto delle chiamate per esempio ad andare a donare sangue, perché all'inizio della pandemia c'era un blocco da parte di donatori, subito dopo c'è stata una risposta entusiastica. Infatti ha preceduto la domanda che le volevo fare. Noi abbiamo mandato in onda dei servizi in cui appunto veniva fatto l'appello, perché c'è stato un momento insomma di anche sostanziale, insomma, un po' paura di recarsi nelle strutture, di donare il sangue, e poi da lì allora lei ci sta dicendo che la risposta dei veneti è stata tempestiva, insomma. È grandiosa, direi quasi, tant'è che noi abbiamo dovuto in quel punto, perché sono arrivati troppi e rischiavamo, perché il sangue è labile, quindi dura 42 giorni, quindi rischiavamo di doverlo ovviamente non poter utilizzare e scartare, quindi è stata una corsa ad allungare le prenotazioni in modo tale che non ci fosse un eccesso di sangue raccolto. E l'appello che facciamo sempre: ci raccomandiamo che non serve il sangue solo quando c'è un'emergenza, solo quando c'è una pandemia, serve tutti i giorni, perché per i trapianti, perché la cura, per gli emofilici, serve tutti i giorni, e quindi pianificate la donazione e aumentiamo il numero di donatori soprattutto, perché magari andate a donare meno spesso, potremo donare 4 volte all'anno e far plasma molto di più. Ecco, quello che ci raccomandiamo è farlo sempre con un senso di responsabilità civico. Quindi, però adesso torniamo già in un momento di difficoltà, perché erano bloccati gli interventi chirurgici, e oggi bisogna chiedere di tornare a donare con regolarità e con attenzione, perché appunto serve sicuramente il plasma per il Covid, i pazienti Covid, ma serve tutti i giorni. Adesso, visto che per fortuna abbiamo ripreso, cioè gli ospedali hanno ripreso a fare gli interventi non dilazionabili, ma insomma quelli che si possono fare adesso, molti stanno intervenendo per curare gli ammalati. Ecco, c'è bisogno di sangue tutti i giorni, che non torniamo in emergenza come 2 mesi fa. Certo. Giorgio Brunello, io la ringrazio per essere stato con noi. Quindi voi state seguendo questa sperimentazione da prendere con tutte le cautele del caso, però insomma c'è una buona speranza, no? Che da questo plasma iperimmune possa arrivare davvero insomma una forma di cura per il Covid. Sarebbe davvero una bella notizia. Certamente, noi rimaniamo, tutti i donatori restano a disposizione. Ovviamente speriamo che siano pochi donatori che hanno passato il virus, però sappiamo che, ahimè, anche molti donatori hanno passato questa esperienza purtroppo drammatica, e quindi anche i donatori si rendono disponibili. Però la chiamata è per tutti i cittadini, non è solo per i donatori di sangue. Grazie Brunello, Presidente Avis regionale, grazie per essere stato con noi questa sera. Buona serata a lei. Buona serata a voi.
Allora ci rimangono pochi minuti, giusto il tempo per leggere qualche notizia, vediamo se riusciamo a mandare in onda anche un servizio. Le notizie che vi devo leggere sono un paio, la prima riguarda i bambini, anche sui bambini si è discusso tanto se potessero essere o meno portatori sani del Covid-19 oppure no, come aveva dimostrato uno studio francese. Questa ANSA dice che il sistema immunitario dei bambini reagisce all'infezione da nuovo coronavirus in modo diverso rispetto a quello degli adulti, lo indicano i risultati preliminari della ricerca italiana pubblicata sulla rivista The Lancet Children and Adolescent Health condotta dall'Università della Sapienza di Roma. I primi dati della ricerca indicano che il sistema immunitario dei bambini avviene con la produzione precoce di una miscela di anticorpi, gli anticorpi policlonali prodotte da linfociti B e immunoglobine. Una risposta si rileva che non è stata osservata negli adulti con la forma grave della malattia. Intanto, per quanto riguarda i bambini, lo sapete, si sta studiando un protocollo per permettere a partire da giugno la riapertura dei centri estivi, anche qui un protocollo di sicurezza che permetterà ai bambini in gruppi di 5 di poter accedere insomma, a questa prima forma educativa. Un'altra notizia importante è quella che riguarda purtroppo quello che guanti e mascherine rappresentano una volta utilizzati, ovvero dei rifiuti che vanno buttati nel secco. Da qui a fine anno il sistema italiano dovrà gestire un quantitativo di rifiuti derivanti dall'uso di mascherine e guanti compreso tra le 150.000 e le 450.000 tonnellate. Così la Commissione Ecomafia riferisce le parole dei rappresentanti dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale pronunciate sulla base di stime cautelative in audizione nell'ambito dell'inchiesta sulla gestione dei rifiuti, quindi pensate fino a 450.000 tonnellate di mascherine. Vediamo se dalla regia riusciamo a mandare in onda un servizio che è stato realizzato dalla nostra redazione di Padova che riguarda il comportamento del virus in estate. La redazione di Padova ha intervistato un virologo che chiarirà qualche dubbio sul comportamento, il possibile comportamento del virus ad alta temperatura. Vediamo se riusciamo a mandarlo in onda. Quello che si presuppone è che anche questo virus probabilmente subirà delle influenze legate sia all'aspetto della temperatura e al fatto che si vivrà molto più all'esterno che non negli ambienti chiusi. Quindi è presumibile che in maniera analoga agli altri virus a trasmissione respiratoria ci sia una riduzione della trasmissione. Tuttavia questo non significa che il virus non sarà presente. Non bisogna mai abbassare la guardia, il messaggio è chiaro. In estate il Covid-19 potrebbe essere più difficilmente trasmissibile, ma di certo non scomparirà dalla circolazione. Bisogna considerare infatti che si tratta di un virus nuovo e che la popolazione mondiale non ha ancora una barriera immunologica. Quindi, anche se i dati sono incoraggianti e mostrano un calo dei contagi, è necessario mantenere un comportamento rigoroso. Deve essere sfruttata come una situazione per cercare di contenerlo maggiormente e non come situazione per essere allegri e non porre nessun tipo di accortezza. Ora stiamo vedendo gli effetti di tutti i sacrifici delle settimane precedenti e bisogna assolutamente non vanificarli. La diffusione mondiale del virus renderà inoltre più difficile il contenimento dei contagi perché gli spostamenti tra paesi potrebbero facilitare nuove ondate, per questo il vaccino è l'unica strada percorribile. Chiaramente bisogna passare in uno stato di immunità della popolazione, che sia di tipo naturale, acquisita gradualmente con le infezioni, o meglio con il vaccino. Quello chiaramente cambierà totalmente la situazione epidemiologica. Il fatto del vaccino, perché ho letto alcune informazioni che c'è chi dice è necessario farlo, considerando che è un virus nuovo e vale la pena fare un vaccino, anche perché il coronavirus rispetto all'influenza cambia molto meno. Il virus inoltre potrebbe comportarsi proprio come accadde con l'influenza spagnola 100 anni fa. Il virus tende comunque ad adattarsi e le varianti meno virulente, meno letali, magari si diffondono più facilmente, vengono selezionati in maniera positiva. Quindi non è scomparso, si è adattato, c'è stato un adattamento tra uomo, virus ed è diventato un virus stagionale. E quindi potrebbe accadere lo stesso con il coronavirus? Presumibilmente è quello che potrebbe avvenire.
Avanza, la maggioranza ha firmato una tregua sulla regolarizzazione dei migranti, un altro tema che sta tenendo banco soprattutto in queste giornate a Roma, ma è ancora in rotta su un vasto spettro di altri argomenti, dalla velocità della ripartenza all'intervento dello Stato nelle imprese e al ruolo del Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, tanto che nelle more dell'accordo sui braccianti, per voce del senatore Francesco Laforgia, l'EU ha chiesto una verifica seria sul progetto che ci tiene insieme, quindi potrebbe essere questa questione della regolarizzazione dei migranti un tema molto caldo che potrebbe mettere davvero in crisi la maggioranza. C'è ancora il tempo per farvi vedere un altro servizio che arriva da Padova, è delegato proprio ai parchi, visto che prima vi abbiamo parlato dei bambini, parchi che sono aperti a partire da lunedì, ma i giochi ovviamente non si possono utilizzare. Giostrine vuote, tutte transennate, bambini a rigorosa distanza. Al parco si può passeggiare, non sostare, nemmeno utilizzare le attrezzature ludiche e i padovani stanno rispettando le prescrizioni delle ordinanze che regolamentano l'inizio della fase 2. I parchi sono aperti per la gente che vuole muoversi e i padovani, anche i più piccoli, si sono adeguati. Abbiamo approntato una squadra anche di controllo per vedere che tutto proceda bene, importante, con quasi 200 persone coinvolte tra polizia locale, volontari, uffici del comune, protezione civile e devo dire che quello che sta risultando è che i padovani si stanno comportando con responsabilità in modo che tutti possano usare gli spazi verdi della città. Ecco, avete sentito, per ora i giochi sono interdetti ai bambini, in questo momento non è possibile utilizzarli, però allo studio ovviamente c'è questo, oltre all'accesso ai servizi educativi soprattutto per i bambini più piccoli. Ricordo che per i bambini sotto i 6 anni non è obbligatorio l'utilizzo della mascherina. Noi ci dobbiamo salutare, è tutto per questa edizione straordinaria, vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia e vi ricordo che dopo di noi c'è una nuova puntata della Zanzega. Grazie per essere stati con noi, l'edizione straordinaria torna domani alle 11:30. Arrivederci.